Ieri mattina i tecnici stavano valutando il danno all'ospedale civile di Venezia, dove la testa di una statua si è staccata durante le operazioni di pulizia dal portale monumentale di un corridoio al piano terra. La parte che si è staccata è stata recuperata subito e si sta valutando ora quale sia il percorso più semplice per avviarla al ripristino. Probabilmente si era già delineata una linea di frattura nella parte che ora si è definitivamente staccata. La valutazione dell'evento è portata avanti con la sovrintendenza, ha spiegato il direttore generale dell'US 3 Serenissima Edgardo Contato. Ai Santi Giovanni e Paolo il restauro delle opere è già avviato da tempo grazie alla Regione Veneto. Si tratta infatti di uno degli ospedali italiani più ricchi di opere d'arte e di spazi monumentali, se non il più ricco in assoluto nella nostra nazione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.